2013 un anno di svolta per la Fondazione e anche un anno di svolta per il concorso Diritti a Colori. Abbiamo avuto una partecipazione importante, circa 9.700 disegni provenienti da tutto il mondo, ma in particolare da 48 nazioni. Questo è stato un successo importante che si adegua al successo che Mantova ha voluto concederci grazie a questo teatro importante e meraviglioso come il Teatro Sociale. Abbiamo esposto i disegni anche a Palazzo Te, un po' in stretto perché i disegni erano tanti, ma siamo riusciti a dare soddisfazione a molti genitori, molti insegnanti e specialmente in maniera particolare ai bambini. Per quanto riguarda i bambini, poi quest'anno c'è stata una novità, non solo possono godere del libro degli illustratori che abbiamo realizzato durante quest'anno, gli illustratori che hanno donato le loro opere alla Fondazione, noi le abbiamo impressionate su un libro importante di illustrazione, ma una cosa importante che abbiamo fatto ulteriormente è stata quella di portare alla vista di tutti i nostri bambini e dei loro genitori di una piccola sedia, si chiama Trimi, e vorrei tanto che Clara fosse qui con noi, ecco Clara, perché Clara ha portato lo studio di architetti e di ingegneri per quanto riguarda questa piccola sedia che si può. È una sedia che il bambino colora, la monta e poi la usa, quindi diventa un suo oggetto personale. Conosco il dottor Malagutti da un po' di tempo, condivido la sua mission. Il momento in cui è nata Trimi, il sodalizio, cioè la joint venture, è stata praticamente naturale. Lui sostiene, propone, promuove diritti a colori. Trimi è una sedia da colorare dedicata ai bambini, lui si occupa di bambini e quindi è stato, diciamo, abbastanza naturale provare a metterci insieme. Il mondo del web è certamente un'applicazione eccezionale, però diventa pericolosa laddove gli utenti sono giovani, non conoscono i rischi e i pericoli e sono lasciati soli. Già dei ragazzi a 9 anni, bambini, a 8-9 anni creano un profilo in Facebook oppure in altri social network, ma all'oscuro dei genitori. Grazie dell'attenzione, grazie alla Fondazione. Questo è un ragazzo che ha 13 anni e questo è il premio di Diritti a Colori, il primo premio assoluto. Sono un membro del Biker Against Child Abuse, che è BACA, che è Motociclisti contro l'abuso sui bambini. È un'associazione Onlus che in Italia è presente dal 2010, in America è nata nel 1995 e sostiene la lotta contro l'abuso sui minori. Noi abbiamo aderito a Diritti a Colori circa 2 anni fa, è già 2 anni che collaboriamo a questa manifestazione. C'è anche un premio BACA, dove dopo lo consegneremo a un bambino selezionato, che adesso non sappiamo neanche ancora se è italiano o straniero, e comunque per noi è un onore partecipare a questo, perché i bambini per noi è il nostro futuro e per noi è importante portare un sorriso ai bambini e non farli più vivere nella paura. Il premio è stato vinto dalla bimba Elsa Svensson, in rappresentanza ovviamente della sua nazione. Abbiamo la nostra ospite speciale che vogliamo ringraziare. We want to thank you for being here in this special event. Questo è lo sviluppo che cerchiamo di portare avanti e il prossimo anno ci sarà sicuramente una sorpresa che annuncio brevemente. Il concorso si trasformerà in un festival dei diritti dei bambini, quindi Diritti a Colori sarà il festival legato ai temi dello studio, ai temi dell'alimentazione, ai temi dei diritti umani, e coinvolgerà 4 nazioni, la Svezia, la Serbia, la Spagna e l'Italia con la regione Calabria. Quindi io spero tanto di vedere non solo i mantovani in giro insieme a noi, ma di incontrare tante altre persone che ci tengono ai diritti dei bambini, che vogliono difendere i diritti dei bambini con Diritti a Colori, questa grande manifestazione che Mantova ha avuto il piacere di accompagnarci.